Allora. Lui cerca di prendermi. Ok, abbiamo fatto questo esempio qua una volta. Siamo. Siccome già l'abbiamo fatto, vi faccio una leggera modifica a questo qua. Boom, prendo la gamba, me la tiro e arrivo qua. Guardate ora cosa faccio. Da qua, visto che già ce l'ho in mezzo, metto una mano al fianco e col piede esterno mi tiro la gamba e spingo. Scendi sopra, se la muovo. Se no non mi riesce a prendere di nuovo. Prendo la gamba, mano al fianco, con questa bilancia e spingo il piede. Poi dovete fare solo questo. Ho preso e ce l'ho in mezzo alla gamba. Aggancio con questa, vado giù con la spalla e faccio la parola. Metti, iniziamo a entrare in una logica un po' più seria delle posizioni. Vedete come fa? Chi la subisce non piegate il ginocchio, tirate la pianta dalla parte. Io così me la faccio a lui. Mano qua, l'altra. No, l'altra. La mia gamba La porta sopra il ma questa gamba la tu non la dovresti poter piegare. come fa a piegare? Quindi quando è piegata, prendete bene, non dovete piegare. Guardate, anche qualcuno che sta in non c'è, non ci facciamo male all'avversario. Sono qua, sono questo. Vale? Non togliete mai la gamba. Ok? Non tocca mai la gamba. Poi se uno invece come la volta si ferma